Ok, buonasera, dovremmo esserci. Scusate il ritardo, ragazzi, ma abbiamo avuto problemi di connessione e quindi sono un po' in ritardo. Comunque, buonasera a tutti e stasera sarà molto molto rapida. Il consiglio di questa sera, l'istruzione di stasera è una cosa veloce da fare, quindi penso che questa diretta durerà 10 minuti al massimo, non di più. Allora, vi ricordo che oggi siamo al terzo consiglio, la terza sfida della nostra Local Lab Challenge, ok? Una sfida che ci siamo inventati con Silvia per cercare di stimolarvi a fare alcune azioni, alcuni esercizi che vi permettono di migliorare la vostra presenza online, sui social soprattutto. E quindi ecco, vi diamo qualche spunto, qualche consiglio da mettere in pratica. Alcuni sono cose molto semplici, come quello di stasera o come quello di ieri, dove abbiamo visto come collegare la pagina Facebook a WhatsApp. Un po' più strutturato invece quello di venerdì. Vi consiglio di riguardarvi le dirette se ve le siete perse. Le trovate nella sezione unità del gruppo. Oppure vengono caricate anche queste nella raccolta. Qui trovate tutti i video, tutte le dirette che sono state create da marzo in poi, da marzo 2020 in poi. E quindi se ve le siete perse basta che andate su questo link qua, dov'è questo? locallab.it/raccolta-video e avrete accesso alla raccolta, ok? Allora, vediamo il consiglio di questa sera. Stasera vi mostro un trucchetto molto semplice per invitare gli amici, scusate, invitare le persone che hanno messo like ai vostri post, quindi per esempio se avete pubblicato una foto, un video, un qualsiasi cosa sulla vostra pagina Facebook, sapete che questo post può essere visto da chi è già follower della vostra pagina, oppure tramite le condivisioni o tramite Facebook che fa vedere i vostri post a persone esterne a chi è già vostro follower. Ecco, può esserci che ci sia qualcuno che mette il like, ok, il mi piace, la faccina, eccetera, eccetera. Quindi sono persone che hanno comunque dimostrato un interesse nei confronti del vostro post e quindi potenzialmente della vostra attività. Stasera vi mostro appunto un trucchetto molto semplice per invitare in automatico chi ha messo il like a seguire anche la vostra pagina, a diventare follower della vostra pagina. Allora, è una cosa che potete fare con Chrome come browser, ok? Chrome è un browser appunto che serve per accedere a internet, quello di Google, diciamo. Se non lo avete già installato nel vostro PC, potete installarlo gratuitamente. Può essere che voi accediate a internet, per esempio, con Internet Explorer, la E-Blue, no? Quella di Microsoft, oppure con Firefox o con Safari. Questi sono dei browser. Questo sistema che vi spiego funziona solo con Chrome, quindi andate su Google, cercate scarica Chrome e ve lo installate gratuitamente, ok? Allora, quella che vi mostro è una funzionalità di un'estensione, si chiama, una specie di app, tra virgolette, si chiamano estensioni, quelle che si installano su Chrome. È un'estensione gratuita che vi permette appunto di fare questa operazione. Vi mostro come funziona. Allora, adesso sono per esempio nella pagina di Torniamo Presto. Ok, andate in uno dei post, vedete che qui appunto ci sono i numero di like, quindi di persone che hanno messo il like. Questa cosa potete farla anche manualmente, perché Facebook vi dà la possibilità di cliccare su invita. Se ne avete tanti chiaramente diventa macchinoso, quindi in questo caso ce ne sono solo 7, però insomma ci sono post che hanno magari 30, 40, 50 mi piace, quindi farlo a mano diventa chiaramente più macchinoso, no? Quindi quello che dovete fare è cliccare su aprire questa finestra e poi scusate che devo però condividere.
l'altro schermo, altrimenti non lo vedete. Allora, questa, ok. Questa è la pagina di Torniamo Presto. Se io clicco su, questo è un post, no? Che voi vedete da admin, cliccate su il numero di mi piace e vedete appunto che qua c'è l'invita. Installando l'estensione che vi ho detto, compare questa iconcina qua. Invite post likers for Facebook, si chiama così, poi vi mostro come cercarla. Cliccate qui. Ok, e lui in automatico inizia a scansionare. Adesso, vabbè, questa operazione l'avevo già fatta, quindi ne invita solo uno, però lui si scansiona in automatico tutte le persone che hanno messo un like e va a invitare le persone come potreste fare voi cliccando sul bottone, ok? Vedete che la persona qui che prima c'era il bottone invita, adesso appunto è stato invitato. Ok, quindi questa persona ha ricevuto un invito a diventare follower della pagina Torniamo Presto. Quindi questa cosa potete farla anche per le vostre pagine, ok? Allora, aspettate un attimo che qualcuno mi dice che non sto condividendo la pagina, non è andata. Allora, riproviamo. Così forse dovreste vederla. Allora, ripeto, dato che non si è vista la pagina, vediamo se la vedete così. Ok, così dovreste vederla. Ripeto, cliccate sui mi piace, sul numero di mi piace e poi sull'iconcina che c'è in alto a destra. Forse però da qua non la vedete. No, perché si va fuori dal browser. Diciamo comunque troverete un'iconcina in alto a destra con il nome di questa estensione e questa estensione andrà in automatico a invitare tutte le persone, ok? Adesso vi mostro come installarla, che è veramente una cosa molto semplice. Allora, voi andate su Google, ok, e scrivete questa cosa qui. Invite post likers for Facebook. Così trovate direttamente il primo risultato che è questo. Vedete, questo è il link direttamente all'App Store, tra virgolette, di Chrome. Ok, quindi cliccate qui, venite collegati al Chrome Web Store, che è appunto una specie di App Store per le estensioni di Chrome, e cliccate adesso appunto io vedo rimuovi da Google Chrome perché chiaramente l'ho già installata, voi vedrete installa l'estensione, ok? Cliccate lì e poi in alto vi troverete l'iconcina di questa iconcina qua, questa con la busta e il cuore. Ok, la vedrete in alto, adesso non si vede nella condivisione dello schermo, però la vedrete in alto. Quindi ripetendo, aprite la finestrella, cliccate dove c'è il numero di mi piace, no, di like. Si apre la finestrella e poi andate a cliccare sull'iconcina che c'è lì in alto. In questo modo, appunto, vi evitate lo sbattimento di fare questa operazione a mano se magari avete un po' di like ai vostri post, anche perché ci mettete un attimo, insomma, magari lo fate questa operazione una volta a settimana, andate a rivedere i post, aprite la finestra, cliccate icona e lo invita in automatico, ok? Questo è un modo molto semplice per farlo. Se voi sapete che io sconsiglio sempre di invitare le persone a caso a diventare follower della pagina, in questo caso, come detto anche nell'altra diretta, io vi sconsiglio di invitare i vostri amici a diventare follower. Sapete che potete farlo tranquillamente, molto facilmente, e potete selezionarli tutti e invitarli a diventare follower. Questa cosa è dannosa per la vostra pagina perché appunto i vostri post poi non verranno visti da persone potenzialmente interessate al vostro prodotto o servizio, ma
e quindi non andranno magari a cliccare like, a condividere, eccetera, eccetera. In questo modo invece andate a invitare persone che comunque hanno già interagito magari con le vostre campagne su Facebook o su Instagram e comunque sono potenzialmente interessati ai prodotti e servizi che offrite. Ok, spero che sia tutto chiaro, come vedete è molto semplice. E ci vediamo domani sera alle 21 con la quarta, sì, dovrebbe essere la quarta, quarto esercizio, quarta sfida della nostra challenge. Ok? Ragazzi, buona serata e buonanotte, a domani.